Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura nuovi aggiornamenti sul concorso della Forestale. La questione potrebbe finire all'antimafia, si sospetta un caso di Parentopoli. Il Codacons chiede un approfondimento da parte della magistratura. Passiamo alla politica. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato l'uscita dallo stato di predissesto finanziario della città. Il buco da 63 milioni di euro è stato ripianato rispetto alla scadenza del 2029. Adesso la cronaca con un incidente mortale verificatosi oggi nei pressi di Aidone nell'Ennese. Il conducente di un'auto sarebbe finito fuori strada in modo autonomo. Controlli nei luoghi di lavoro del catanese per i beneficiari delle misure di detenzione alternativa al carcere. Scoperti 50 operai in nero, 15 attività sospese ed effettuate multe per 350.000 euro. In chiusura il meteo, tempo instabile per la giornata di domani, previsti temporali ad Agrigento, scendono le temperature in Sicilia. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it. Arrivederci!